Sindaco, Consiglio Comunale straordinario con la presenza dei cittadini assetati per la mancanza d'acqua, quale risposta vuole dare ai cittadini? Io sono solidale con la mia città, con i miei concittadini, è vero, sono assetati, c'è una crisi idrica, però devo dire che l'istituzione e anche principalmente il governo regionale, nella figura del Presidente Schifani, si è già attivato per porre rimedi quasi nell'immediato. Anche l'ente gestore AICA è già al lavoro, stanno completando dei pozzi che hanno reperito mesi fa, stanno completando quindi i lavori per immettere questa quantità idrica per scopi potabili nella rete agrigentina. Poi, come voi già ben sapete, anche a breve ripartiranno i lavori per la rete idrica agrigentina, che come sapete perde il 58% del liquido prezioso durante l'erogazione. Sto lavorando tantissimo assieme anche alla protezione civile regionale per il dissalatore di Porto Empedocle, che potrebbe essere una soluzione definitiva per le varie crisi che si potranno susseguire negli anni. Speriamo che tutto vada per il meglio. Nell'immediato quali altri interventi, Sindaco? Nell'immediato io ho chiesto al Presidente Schifani quello di fare aumentare la portata idrica a Sicilia Acque nelle more che questi lavori vengano completati. Con questo Consiglio straordinario cosa sperate di ottenere? Noi dopo la manifestazione del 1° giugno abbiamo deciso di chiedere questo Consiglio Comunale straordinario per spingere le istituzioni a darsi una mossa, perché ormai il tempo delle chiacchiere è finito e la gente, la popolazione attende delle risposte concrete. Che idea vi siete fatti su questa crisi idrica? L'idea è che ormai si è perso troppo tempo, quindi il tempo che ormai si è perso non si può più recuperare, ma almeno ora bisogna attivare delle procedure di emergenza per superare i problemi idrici che ci sono attualmente ad Agrigento, che sono tragici perché tanta gente ormai è all'esasperazione. La situazione è peggiorata in che modo? È peggiorata perché gli invasi sono più vuoti e non ci sono fonti idriche alternative, la rete idrica è un golo a brodo, quindi circa il 58% di acqua che entra nella rete idrica si perde e quindi questo è il risultato è il disastro attuale. Marco Falzone, con questo Consiglio Comunale straordinario cosa sperate di ottenere? La situazione sta precipitando, l'acqua scarseggia, l'acqua è finita. L'acqua scarseggia, la situazione è già precipitata, ovviamente la mancanza d'acqua porta grandissimi problemi anche nel settore turistico che sta subendo delle ripercussioni notevoli. L'immagine della città è ai minimi termini, quindi la mancanza d'acqua aggrava una situazione che è di per sé già deficitaria. Noi manchiamo di servizi, manchiamo di tutto e la mancanza d'acqua paradossalmente e metaforicamente è la goccia che sta facendo traboccare un vaso strapieno di altre problematiche. Quindi è un problema grossissimo che va ad inficiare il lavoro svolto negli ultimi anni da moltissimi privati che hanno investito in questa città e che subiscono disservizi notevoli. Quello dell'acqua è veramente gravissimo, non se ne dovrebbe neanche parlare nel 2025, 2024-2025 in prospettiva di Agrigento capitale della cultura è un danno d'immagine enorme.